Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane, tanti gli argomenti di questa settimana. Parleremo anche di Colline del Prosecco, patrimonio dell'UNESCO, parleremo dei nuovi Cavalieri della Repubblica dati dalla Prefettura di Treviso, ma cominciamo da un focus sulla viticoltura. Veneto Agricoltura infatti ha appena stilato il report quadrimestrale. Prima regione italiana e quarta potenza mondiale, la regione Veneto si conferma come la locomotiva del comparto vitivinicolo con 11 milioni di ettolitri di vino prodotti e un valore dell'export che vale 1,6 miliardi di euro, calcolato nei primi 9 mesi dell'anno appena concluso. Questi in sintesi i dati restituiti dall'evento promosso da Veneto Agricoltura, Regione e Avepa. È stato un anno sicuramente molto interessante, siamo attorno ai 13 milioni di quintali di uva, dove il bianco fa la parte del leone, siamo oltre all'80% di produzione di bianco e 20% di nero. C'è una grande attenzione sia della Regione sia comunque dei consorzi. È chiaro che noi continueremo con i nostri investimenti e su questa filiera la Regione ha investito negli ultimi 10 anni più di 500 milioni, quindi chiaramente questa filiera sta dando grandi soddisfazioni a chi ha un vigneto in questo momento. Preziosissimo per noi avere questi dati in tempo reale, praticamente qua a metà gennaio, perché poi questo ci consente anche di raffrontarci con il mondo e raffrontarci con i nostri clienti per potergli anche raccontare com'è andata la situazione. Una situazione positiva in una regione che sfiora i 100.000 ettari di vigneto e dove a fare la parte del leone c'è il Prosecco che continua a dominare la classifica delle prime 10 denominazioni d'origine. Nel 2019 il Prosecco ha registrato un incremento del mercato di circa il 4,9%, quasi il 5% in volume, però abbiamo dei punti interrogativi per il 2020. Questi si chiamano Brexit, quindi Regno Unito, oppure l'imposizione di eventuali dazi da parte degli Stati Uniti. Per restare ai vertici bisogna lavorare soprattutto sulla qualità, sulla sostenibilità, sul biologico e sulla ricerca di nuovi mercati. Un settore in salute nonostante le incertezze che si stanno delineando in ambito geopolitico che potrebbero avere delle forti ripercussioni per l'esercito degli oltre 30.000 produttori impegnati nel settore. Sicuramente l'export è la spina dorsale delle nostre aziende e questo ci dà una forte preoccupazione anche per gli investimenti futuri che noi dovremmo fare come singole aziende vitivinicole. Ma in un mercato molto più laico non mancano le sfide dettate dalla congiuntura economica, ma anche dalle profonde evoluzioni sociali e culturali. Sicuramente la sfida per le aziende sarà quella di aumentare il loro elemento di riconoscibilità. E oggi però c'è un fabbisogno di un manager del vino molto più preparati e multidisciplinari, capaci di essere competenti sia sulla parte tecnica e produttiva, ma anche molto su quelle che sono le dinamiche dei mercati, la comunicazione, l'utilizzo anche degli strumenti digitali più innovativi.